Ciao a tutti, Virus101 di nuovo ai comandi, altro stream dedicato ad Elite Dangerous Horizon Beyond, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, eccoci qua, una puntatina un po' speciale del sabato pomeriggio e benvenuti intanto nel canale chi si è già collegato, a chi si collegherà faremo i dovuti saluti nel momento in cui si collegherà, per il resto procediamo, quindi sempre con... scusate. Sempre con il solito dongle 4G e quindi niente, speriamo che regga un po' meglio del solito. Sempre in attesa del cambio batteria per il nuovo dongle 4G e quindi speriamo che le spedizioni siano veloci. Nel frattempo salutiamo anche Professor Gaming, super supporter del nostro canale, quindi grazie e benvenuto. E a questo punto cosa facciamo? Chiedo scusa un attimo per il ritardo per relativo all'inizio delle trasmissioni e primissima cosa che andiamo a vedere, non ho moltissimo tempo, quindi andiamo avanti veloci. Come da titolo ritorna i Guardian, da una traduzione di un film famosissimo, volevo chiamarlo infatti Back to Guardian, Back to the Guardian per essere precisi, però dai, l'ho lasciato diciamo in italiano. Per il resto, perché? Perché ne parlavamo l'altra volta nello streaming precedente ed effettivamente andiamo a vedere un attimo cos'è cambiato. Allora, fondamentalmente, secondo me, non è cambiato tantissimo. Quello che cambia sono le quantità di materiali che servono poi al tech broker. E salutiamo anche Krogan11 che si è appena collegato, ciao e benvenuto. Allora, niente, dicevamo. E andiamo e torniamo ai Guardian. Prima cosa da fare è trovarli nel marasma galattico della galassia di Elite. Come potete vedere qui mi ero già fatto alcuni bookmark relativi alle zone Guardian. Ulteriormente, insomma, una piccola nota sulla Galaxy Map, sull'area mappa, possiamo andare a filtrare i dati per le civilizzazioni. Quindi se mettiamo la civilizzazione Guardian, come potete vedere, abbiamo tutti i pallini che si colorano di blu. Togliamo i non, togliamo gli human, togliamo i targoid che sono tutti nell'area delle Pleiadi. Come potete vedere qui abbiamo un sacco di pianetucoli azzurri. Ce ne sono alcuni che non ho ancora visitato, infatti non ci sono i bookmark, ce ne sono altri invece che ho già precedentemente visitato. Nell'area bookmark andiamo a vedere se mi ero lasciato indietro qualche informazione riguardo i Guardian. Eccolo qua, come potete vedere mi ero già segnato due sistemi, sia quello per il tech broker che quello per Guardian Module e Guardian Weapons, quello che sia. E primo step andiamo ai Guardian Module. Allora, Sinuf NL-NC23-4, ok, cominciamo già a vedere... ok, e andiamo già a vedere qualche ulteriore modulo, quindi intanto facciamo un plot route. Astinius, nostro grande amico supporter della Fibonacci Corp, di cui ho messo il link alla guida dei Guardian molto completa che ci ha dato l'altra volta, e ci ricorda in questo momento di avere qualche arma sulla nave per attivarli. Ti ringrazio tantissimo di questa precisazione, anche perché il giro fino a Sinuf richiederà un po' di jump e effettivamente io sulla nave non ho montato niente di armi, neanche il becco di un micro modulo. Mamma mia. Ok, nel frattempo, come potete vedere da Super Grafica, ho trovato un plugin bellissimo per poter attivare anche le digitazioni e i movimenti del mouse. Quindi andiamo velocemente su Starport Services. Sì, dai, autofittiamo anche un paio di laser giusto per averli, perché dopo sarà un'altra delle cose che andremo a vedere magari nei prossimi episodi. Come dicevo, non ho tantissimo tempo, quindi molto probabilmente questo giro lo facciamo appunto su delle cose che avevo già visto in precedenza, quindi più o meno so già dove andare. Comunque andiamo a montare qualcosina. Burst laser, non vedo dei pulse laser, sì scusate, eccoli qua, dei pulse laser proprio belli gimballed, pronti a noi, quindi ne montiamo un paio, uno e due direttamente qua. Facciamo una cosa molto veloce, pulse laser gimballed 1G, buying option buy. Sì, dovrebbero bastarci, penso, o se no montiamo anche qualcosa sui medium hardpoint, giusto per perdere un po' di jump range. Ma sì, dai, montiamoci anche... abbiamo le armi sperimentali. Ah sì, perché avevo
avevo fatto qualcos'altro. Finalmente, grazie Professor Gaming per le info sul Guardian FSD Boost, quindi andiamo a prenderci un po' di moduli e sarà magari una delle missioni che ci porteremo avanti nei prossimi stream, ottenere il Guardian Module FSD Boost. Gli altri li avevo già fatti, non ho potuto prenderlo in precedenza perché l'avevano proprio tolto dalla lista, perché avevano detto era troppo potente, bla bla bla, eccetera eccetera. E se effettivamente funziona come dite, sarà una delle motivazioni per cui io tornerò ad usare magari una nave large. Per il momento andiamo veloci, vedete dei multicannon, eccoli qua, ma sì, dai, mettiamoci su 2F multicannon, compriamo un paio di multicannon giusto per averli con noi. Non che sia un grande fan delle armi su questa nave, però tanto dai, facciamoli e compriamoli. Avendo cambiato il nostro jump range, facciamo un salto, sì, dopo lo faccio, andiamo a riplottare la route per fare... Mi si sono impiantate le interfacce, ecco bene, sono stato talmente veloce che ho impiantato le interfacce. Comunque andiamo a riplottare la route, ci basta riaprire la Galaxy Map e come vedete ecco qui la nostra route pronta, fatta e finita. Ci lanciamo, abbiamo ben 19 jump, quindi porca boia, speriamo di farli veloci. E sì, perfetto. Quindi come anche Commander Stinus ci conferma, i Beacon Guardian, nuove strutture orbitali ok, sì. Beh sì, è interessante effettivamente combattere il nemico con le sue stesse armi. Io ho una navicella qua che non so come possa funzionare in quel contesto lì. Santissimo. Ok, eccoci qua, siamo ritornati. Chiedo scusa, ho avuto un attimo di defiance, è sempre sta cavolo di connessione che non mi aiuta. Riploto la route perché adesso pesiamo un peletto di più e dobbiamo utilizzare una rotta diversa. Speravo che me la ricalcolasse semplicemente riaprendo la Galaxy Map, però effettivamente non l'ha fatto. E per completezza, ciao Dark, benvenuto. No, non sto andando dai beacon in questo momento, però lo faremo più avanti. Intanto ho un po' armato la nave giusto per avere qualcosina. Ho dovuto anche ricomprare un FSD 6A e bla 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 perché sta chip, vabbè, è così. Comunque, attualmente siamo a caccia di blueprint, module, eccetera eccetera, per gli FSD boost che dovrò fare su questa nave, sul Python e probabilmente anche sull'Anaconda un po' in futuro, quindi dovrò comprarne 3. Ovviamente mi basta sbloccare il modulo una volta e poi semplicemente ricomprarlo. Grazie a Dio non devo rifare questa cosa per ogni modulo che voglio comprare, quindi cosa molto comoda, sempre sperando che il gioco si svegli e ci consenta di arrivare al sistema successivo. Nel frattempo attendiamo il server che ci dia l'ok per l'arrivo e via, e bla bla bla. Sì, sono in solo play, confermo questa cosa. Sì, le sentinelle Guardian, come avete potuto vedere anche nei video precedenti, sono una cosa abbastanza fastidiosa. Il gioco in questo momento non ci sta dando una mano. Se devo fare 20 jump con questa latenza server che non mi risponde assolutamente, sarà davvero dura. Sinceramente anche questo, cari signori di Frontier, già è una rogna fare tutti i jump di volta in volta. Poi se i vostri server ci si piantano così e non mi fanno entrare nei sistemi by sistemi perché rispondete lentamente, perché la latenza è alta o quello che sia, può essere anche comunque dovuto alla mia rete, non è necessariamente dovuto ai server di Frontier, comunque a volte sì, e sinceramente ottimizzateci un attimo queste cose qui, perché sinceramente esattamente come dice Dark, il jump più lungo della vita. E dai, insomma, dai, fatemi sbroccare sul prossimo sistema. Che cacchio succede? Ah signore, eccoci qua, ce l'abbiamo fatta. Questo mi dà la possibilità anche di ottenere un po'
di dati galattici, ovviamente non fanno mai male. Ci avviciniamo pian pianino, un passetto alla volta, al grado Elite sulla versione, quindi sulla nostra carriera di Explorer. Siamo Pioneer 27%, quindi ora che faremo l'Elite devo scansionarmi mezza galassia e quindi non ce la faremo. Ok, bene, ok, andiamo al prossimo settore. Quanti jump mi rimangono non lo so, perché in questo momento non posso selezionare nessuna interfaccia. In questa interfaccia qui invece in questo momento posso selezionarla, ma non so quanti jump mi mancheranno all'arrivo, quindi anche qui non è stato fatto niente nelle varie espansioni. Sì, non sarebbe stato male ritrovarsi a Colonia dopo 20.000 light years per un jump broken e via. Per le traduzioni in italiano, ragazzi, non lo so, è una cosa che è stata chiesta spesso ai dev di Frontier. Dubito che succederà fino a quando non ci sarà magari una popolazione di giocatori italiani sufficientemente alta e sufficientemente insistente nei forum di Frontier. Quindi questa è una cosa che vi ricordo: se ci sono delle cose che non vi piacciono all'interno del gioco, postate nei forum ufficiali, perché è l'unico canale che Frontier ogni tanto guarda e ogni tanto vede. Dopo i commenti e insomma un po' le opinioni personali dei giocatori, non lo so, vengono trattate un po' così. Non si è mai capito bene Frontier come affronta la cosa. Sinceramente ho visto tante cose richieste ai giocatori fatte dopo un tot, tante altre cose non fatte. Allora, 16 jump intanto alla destinazione, continuiamo. Poi, allora, nel frattempo che andiamo su, io volevo anche sistemarmi i fire group, quindi vediamo. Uno. Non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta. Niente, dovevo essere più veloce. Allora. Ok. Ma poi cos'è successo con la Gnosis, Stinius? Se puoi aggiornarci, grazie, in chat, sarebbe bello, perché io non ho seguito molto l'evento e sinceramente non ne so tanto a riguardo, quindi mi affido a te che hai una conoscenza estremamente più grande di me a riguardo. Allora, qui sistemiamo un attimo le cose, magari il data link scanner lo mettiamo qua, riduciamo il numero di gruppi in teoria attualmente gestiti. Sì, i giocatori russi, ragazzi, dovete saperlo, sono tanti in tutti i giochi. E che succede? Guardate, non mi sta neanche completando il D-scanner. Vabbè, dicevo, i giocatori russi sono tanti in molti giochi. Il mercato russo è un mercato in costante espansione e hanno delle connessioni decenti, migliori di quelle italiane, hanno una disponibilità economica più alta di noi per comprarsi i vari computer da gaming, e quindi ovviamente il gioco in Russia sta esplodendo a macchia d'olio. È una cosa che io ho notato, e come potete aver notato anche voi, in molti giochi, da qui Crossout, PUBG e eccetera. Si vede che il mercato russo, appunto dal punto di vista anche di Frontier, è un mercato che vale molto di più di quello italiano. Quindi, come sapete, i soldi sono soldi e anche Frontier deve guadagnare, se no noi non giochiamo. Quindi il discorso, secondo me, ritorna sempre lì. Ok, nel frattempo abbiamo fatto altri 2 jump e esatto, torniamo ai bei tempi dei vecchi Command & Conquer, Red Alert, in cui ci si divertiva a giocare a questa guerra fredda tra alleati e russi. Un giocone meraviglioso dei, cos'erano, i primi 2000 se non mi ricordo male, o forse anche già dei 90. E niente, e quindi insomma, gioco a cui abbiamo dedicato vagonate di ore di tempo sui vecchi 386, 486 dell'epoca, e insomma niente, ci siamo divertiti parecchio. Tornando un attimo alla chat, ok, hanno fatto intendere che sarebbe... ok, quindi praticamente la Gnosis doveva partire e arrivare in un settore irraggiungibile. Gente si è organizzata e dopo vabbè, aggiornateci su cosa è successo. Potremmo guardarlo anche nella Galaxy Map nel frattempo che facciamo i jump, però, scusate, nel Galnet, però non lo possiamo fare, quindi...
Ecco. Ok. Perfetto, grazie Commander Astinius delle varie news. Il fallimento, lo ripeto per chi sta seguendo solo la parte audio, ci comunica Astinius che il fallimento del salto ad opera di interdizione Targoid è stato spoilerato 8 ore prima del tick settimanale dei server del sito di Galnet, e quindi praticamente prima dell'evento hanno già detto quello che sarebbe successo, e penso che a quel punto la gente abbia un po' abbandonato l'evento, no? Sì, non lo so. Quindi, come dicevo in precedenza, chi ha partecipato appunto all'evento della Gnosis ci aggiorni su cosa è successo. E anche qui ok, sì. Ok, vabbè, Professor, vai tranquillo, buona visione, buona partita, e comunque sappi che il video rimane attivo poi sul canale, quindi nel caso ci raggiungerai dopo con il webcast, podcast, YouTubecast, quello che sia, disponibile al termine dello stream. Nel frattempo il mio cronometro per oggi si sta quasi esaurendo, in quanto sono le 15:55 sul mio cronometro orologio qui, al quale devo aggiungere 2 ore perché non riesco più a riconfigurarlo grazie alla Logitech. Quindi 15:55 più 2 ore quanto fa? Sono praticamente 17:55, e ho ben solo 10 minuti purtroppo da stare ancora qui con voi, e tempo secondo me assolutamente insufficiente per arrivare anche al primo sistema Guardian, visto proprio la distanza, chiamiamola siderale, di questo viaggio. Allora, in primis, tornando a quello che dicevo, questo video di ritorno ai Guardian volevo farlo con io già in sistema, però ho detto no, facciamoci, e così ci vediamo tutti insieme proprio in presa diretta cosa vuol dire fare il viaggio completo. So che non è una cosa bellissima da vedere, perché è una cosa anche abbastanza fastidiosa e lenta, però anche Elite è anche questo, e questo appunto per ricollegarmi con tutti i vari update che ci si aspettava, e spero che l'FSD boost dei Guardian consenta di avere dei jump range più alti, in modo da dover evitare di doverci fare ogni volta questi viaggi assurdi e lunghissimi, e che alla fine io ho già fatto, lo faccio spesso, una cosa che un giocatore che ha giocato centinaia di ore fa. E quindi niente, speriamo nell'FSD boost da avere insomma appunto un po' di jump range in più per limitare i tempi di viaggio all'interno del gioco, perché secondo me sono proprio tempi morti. Facendolo così in streaming almeno ce la passiamo, ci facciamo 4 chiacchiere, facendoli da soli o con gli amici è davvero una palla. E come diceva appunto di nuovo Commander Astinius, bastava una cinematica dell'interdizione giusto per indorare la pillola. Sì, infatti, assolutamente d'accordissimo. Ok, perfetto, quindi c'erano anche dei bug all'interno della Gnosis in cui si veniva uccisi dai Targoid direttamente nel dock, quindi un'altra bacchettata sulle dita a Frontier, che purtroppo è una cosa che stanno facendo troppo spesso ultimamente, quindi fosse qualche caso isolato, sapete, può capitare nello sviluppo e nel rilascio dei contenuti di gioco, però pare che rilascino costantemente contenuti buggati e non completi. Cari signori di Frontier, sinceramente spero che questa cosa vada un po' a scemare nel tempo, se non diciamo solo un po' di problemi temporanei. Purtroppo non credo neanch'io alla mia stessa affermazione, è una mia speranza. Perché insomma, da giocatori che siamo qui a giocare, a supportare il gioco, che è un gioco che alla fine ci piace, è un gioco nel quale ci divertiamo, vogliamo divertirci insieme agli amici eccetera eccetera, è un gioco che non ci consente molto questa cosa. Quindi, cari signori di Frontier, ascoltateci e cercate di essere un po' più precisi nel rilascio degli eventi, delle varie cose. Ulteriormente, e sappiate una cosa, allora, questa è un'altra mia personale opinione, mentre stiamo dicendo che ce la stiamo chiacchierando, io penso che in un gioco open come il vostro, in un MMO alla fine spaziale come avete fatto, che ha un'avionica meravigliosa, un'avionica che non troverete in nessun altro gioco,
gli eventi di gioco debbano essere, secondo me, più gestiti dagli utenti, dalle fazioni di utenti, che non da decisioni prese a livello aziendale dal dev del gioco. Il dev del gioco deve consentire alle fazioni di creare i propri eventi, di creare le proprie missioni, di avere le proprie basi e quindi di creare un universo all'interno del quale siano i giocatori effettivamente a partecipare alla vita attiva del gioco. Secondo me, questa è una mia personale opinione. Dopo ovviamente gli eventi che organizzano, i Thargoid, tutto il lore, tutta l'ambientazione di Elite è molto vasta, c'è tantissimo da fare, vedere, discutere, parlare, però resta sempre tutto estremamente legato a delle decisioni aziendali prese dagli sviluppatori, che ci sta fino a un certo punto, perché dopo un altro punto, insomma, siamo nel 2018, sarebbe bello lasciare un po' di libertà ai giocatori. Ricordiamoci cos'era Ultima Online, per chi avesse avuto la fortuna di giocarlo all'epoca. Era un gioco vecchissimo dove tutta la vita all'interno del server era gestita dalle fazioni del gioco, quindi dalle fazioni Chaos contro le fazioni Order, contro le fazioni che facevano questo, quello, quell'altro. I dev non facevano altro che fornire gli strumenti ai giocatori per creare le proprie avventure, i propri personaggi, le proprie vite digitali o quello che fosse, ed era una cosa meravigliosa, e parliamo di ormai penso quasi 20 anni fa. Quindi questo è un po' una mia idea. Ulteriormente appunto un po' di controllo qualità in più non guasterebbe. No, allora, per rispondere ad Ark che ci chiede se vale la pena fare i pirati per i Cold Diamond bla bla bla, la mia risposta, sempre un mio personale pensiero, è no, non ti conviene, perché tanto comunque ci sono modi migliori di fare i soldi, e visto tutto il nuovo sistema di bounty rischi tanto, rischi troppo, e secondo me non ne vale la pena. Magari più che altro, guarda, vai a fare mining se proprio cerchi i Blood Cold, i Cold Diamond eccetera eccetera, low temperature Diamond, e se li cerchi, sì, magari vai a sminarli negli asteroidi o nelle fasce di asteroidi intorno ai pianeti. Sì. Ah, ok. Sì, esatto, sì, Astrinius, purtroppo il gioco non fornisce nessuno strumento se non appunto la lettura dei JSON locali dei giocatori che magari si installano il programma o delle pagine web, e sì, è una rogna a livello di programmazione, non ne vale la pena. Conviene magari avere una pagina, magari anche su Facebook, su qualche social eccetera eccetera, all'interno della quale richiamare i giocatori e poi gestirsi le cose un po' manualmente, secondo me, perché il gioco effettivamente non fornisce nulla di tutto ciò. Nel quarto capitolo dell'espansione di Beyond sembra che cambierà qualcosa. Perché Beyond era diviso in 4 espansioni, 2 big expansion, 2 small expansion, le abbiamo già viste, infatti stiamo già giocando con la terza espansione, quindi la seconda espansione piccola, e è in arrivo la quarta big expansion di Beyond, nella quale rumor dicono, almeno mi pare di aver letto, che inseriranno finalmente le fazioni dei giocatori, quindi speriamo che ci sia qualcosa di nuovo. E sinceramente mi aspettavo un lavoro molto più preciso dagli sviluppatori riguardo anche, come appunto parlavamo un po' prima con Dark, riguardo il mining, che attualmente non piace neanche a me sinceramente piace magari perdere un po' di tempo a sminarmi i materiali di qua di là, e come è fatto in Elite è noiosissimo, è tutto un tiro di dado, come dicevo anche nei video precedenti, è tutto troppo randomizzato e lasciato un po' al caso. Sì, magari vado su un asteroide metallico, so che troverò determinati materiali, piuttosto che non su un asteroide di tipo ghiaccio o qualcosa del genere, quindi quello è un po' l'unica differenza riguardo ai materiali che ho probabilità di trovare, ma non ho una vera scansione che mi dice qui trovi questo, lì trovi quell'altro. Magari il fatto di avere il mining laser di livello elevato che mi consente di arrivare in profondità negli asteroidi e quindi recuperare materiali di rarità più alta rispetto a un mining laser
di basso livello, questo non esiste, non c'è, per cui io posso prendermi un large mining laser, semplicemente spaccherò più roccia rispetto a uno small mining laser, quindi quella è l'unica differenza. Poi tutta la gestione dell'input, come parlavamo anche nel video precedente, non è mai stata sistemata, la gestione dei moduli delle navi, per esempio. Un'altra cosa che mi sarei aspettato di vedere, la possibilità di inserire 2 moduli di classe 1 in uno slot di classe 2. Perché? Perché se io inserisco un modulo di classe 1 in uno slot di classe 2, questa cosa succede spesso nelle navi più larghe, più grandi, più large, e vado a perdere uno slot e butto via dello spazio fondamentalmente, e tante volte mi devo buttare via parecchi slot di spazio della nave per dei moduli di grado 1 che mi servono magari un po' per questo e un po' per quello. Quindi insomma ci sono tutta questa serie di cose che a me sinceramente non piacciono. Magari ne avevamo già parlato in precedenza, adesso stiamo facendo un po' di jump, ne abbiamo uno Sinua FNL, quindi nel frattempo siamo arrivati. Ah, ok, grazie a Stinius, bel rumor. Questa invece è una bellissima notizia proprio a riguardo del discorso che facevamo. E se è vera questa cosa, finalmente l'hanno capito. Chiedo scusa, vedo lo stream andare un po' su e giù. Comunque dicevo, se è vero questo rumor di cui parlano, sì, vedremo un attimo cosa cambierà e cosa succederà nel mining con la prossima espansione. Quindi parla, prima parte del viaggio al ritorno alle Guardian Ruin l'abbiamo fatto e nel frattempo siamo arrivati, quindi non abbiamo altro da scansionare. Vediamo qui cosa ci dice il gioco. Assolutamente niente. Andiamo nella system map e andiamo a capire dove, come, cosa. Allora, come vedete mi ero già messo il mio bel bookmark qui, bookmark che dice Sinua FNL bla bla bla. Perché avevo bookmarkato questo coso non lo so, forse c'è una Guardian Machine qua dentro o qualcosa del genere. Quindi andiamo a vedere se questa cosa è vera, controlliamo nelle varie location. Ok, è anche abbastanza vicino. Ovviamente come al solito stiamo andando nella direzione opposta e vediamo se le rovine Guardian e tutto quello che ci va dietro vengono a presentarsi nella nostra navigation tab. Una volta che ci arriveremo, ragazzi, vi avviso già, dovrò andare un attimo a interrompere lo streaming perché sono già oltre tempo massimo, sono le 6 di sera. Io fra mezz'ora devo essere a mezz'ora di distanza da casa, quindi capite voi che qualcuno potrebbe arrabbiarsi per questo mio ritardo. Parlo della mia dolce metà con la quale andremo a visitare una fiera fumetti stasera e ovviamente come sapete voi, moglie felice, vita felice, quindi è ora di muoversi un attimino, cercare di vedere se qui si sblocca qualcosa, ma non vedo nessuna notifica nel pannello. Spero di riceverle a breve. Oh, eccolo qua, Guardian Structure. Perfetto, avevo messo il bookmark giusto. Quindi 700 light second alla nostra destinazione. Cominciamo a frenare un attimino perché stiamo andando veloci. Nessuna nave all'orizzonte, quindi non abbiamo nessuno intorno. Andiamo veloci a parcheggiare la nave vicino alla Guardian Structure. Mamma mia, come siamo Englishman today. E dicevo, andiamo a parcheggiare la nostra nave alla Guardian Structure e dopo ci fermiamo. Perché? Perché nel prossimo stream andremo a vedere cosa succederà. Prossimo stream che farò domani, dai, vediamo. Farò domani, no, piano, frena. Oh, bene. Vorrei evitare il loop of shame che
che è sempre dietro l'angolo, basta sbagliare un pochettino la velocità. Purtroppo mi sono dimenticato di fare una cosa, cioè di assegnare un tasto, il tasto magico, ok, così lo chiamo io, ai motori. Il tasto magico cos'è? È semplicemente il tasto che piazza i motori al 75%, che è la velocità ottimale di avvicinamento a qualsiasi cosa, che siano pianeti, starport, stardock, star stocass, è il tasto magico. Consentirà di ottimizzare un attimo tutta la cosa senza doverlo fare manualmente con la manetta del gas, come sto facendo io in questo preciso momento, istante, quello che sia. Comunque, prima Guardian Structure all'orizzonte, stream che ovviamente non ci aiuta minimamente. Ok, adesso sembra tornato buono. Speriamo che sta batteria mi arrivi in tempi brevi, perché non ne posso davvero più. Nel frattempo vediamo anche altre Ancient Ruins qui sempre sul pianeta, quindi sapete che se dovete fare gli Obelisk Data, le Ancient Ruins sono meravigliose. Non avrete le Sentinel che saltano fuori a destra e a sinistra e insomma niente, sono comodi per fare gli Obelisk Pattern. Per fare gli Obelisk Pattern ho trovato anche un trucchetto l'altra volta, come lo vedevamo nel video precedente, piano, ok, lo vedevo nel video precedente. C'è un momento speciale per cui riuscire a recuperare determinati pattern, determinati pattern, o comunque c'è un intervallo di tempo che ci aiuta a massimizzare la probabilità di drop dei pattern, quelli fichi che cerchiamo. Comunque 130 km all'arrivo, quasi al glide, 6 punto quello che sia chilometri al secondo, quindi una velocità bella sostenuta, 3 fino a 2,5. direi un avvicinamento fatto abbastanza bene, così completamente manuale, dai, ce la caviamo. Pianeta con 0.3 g di accelerazione gravitazionale rilevata al suolo, sì dai, non è male, come vedete 19, 18, adesso rischiamo anche di schiantarci direttamente sulla Guardian Structure, ma il glide va a completarsi a 5 km. Diamo potenza ai motori, come vedete abbiamo il Dirty Drive Tuning che entra in funzione e ci dà una super velocità. Ai! Wow. Ragazzi, che cacchio è successo? Porca boia! Ho sbagliato un peletto la manovra di avvicinamento. Ok, ho la nave all'1% di integrità. Credo che sia stata una gran bella botta di culo. Adesso evito anche di atterrare, perché finché non ricarico gli scudi, solo tocco il terreno e mi vado ad auto esplodere. Quindi della serie come auto rovina vita da soli. Non ho ben capito cosa è successo. Invece sì, adesso l'ho capito. Ho dato i motori a tutta potenza e questo aspetta un Dirty Drive davvero tosto. Me ne ero assolutamente dimenticato come dicevo, assolutamente dimenticato, e purtroppo, abituato col Python in precedenza a una nave estremamente più pesante e anche molto più lenta, ho esagerato un pochettino. Però dai, per fortuna l'1% di scafo ha retto e niente, noi siamo qui pronti per atterrare. Quindi facciamo una cosa che andiamo molto piano, ok, e potremo anche vedere un'altra cosa a questo punto. Noi atterriamo. Ok, non posso atterrare qui, vediamo se riesco a trovare una zona d'atterraggio magari qua intorno. Una volta che andrò ad atterrare poi ce ne ripartiamo. Vai, grazie Astinius. Sì, sarebbe bello poter riparare la nave qua, ma non ti preoccupare, perché tanto a questo punto pian pianino si appoggia a terra. Perché non ti piace qua? Ok, perfetto. Siamo atterrati con l'1% di scafo, cioè, vabbè, che fortuna. Comunque, abbandoniamo questa nave che mi fa paura solo soffiargli sopra. Andiamo a deployare, quindi a lanciare il nostro fido trabicolo a rotelle,
E sì, grazie al 10%, stiamo all'1%, no al 10%. La mia mothership. Ok, facciamo che vediamo di riuscire ad uscire senza cozzare sulla nave, perché penso anche solo un sassolino dovesse toccare lo scafo rischieremo proprio il mega botto. Quindi a questo punto qui guardiamoci l'Asp Explorer da fuori, salutiamolo, dismiss ship, eccolo qua, ok, ecco qui, salutiamo la nostra nave all'1% di scafo e andiamo a gustarci le Guardian Ruins con il nostro trabicolo a rotelle, sempre se le troviamo. Dove sono? Eccolo qua, scanner entra in funzione, grazie, dovrebbero essere qua dietro, eccole qua, bene, ok, perfetto. Allora, adesso direi che, come di prassi e consuetudine, andiamo a fare lo screenshot per la thumbnail del prossimo stream, quindi F12, facciamoci lo screen. E detto ciò, grazie a tutti per aver partecipato a questa live. Io devo assolutamente volare e non parlo dentro Elite, ma devo proprio volare a piedi barra macchina, perché sono già un peletto in ritardo. Quindi niente, alla prossima puntata, dove andremo a vedere la Guardian Machine in funzione, le Sentinel, tutte le scansioni eccetera eccetera, e andremo a recuperarci un po' di blueprint che ne ho estremo bisogno. Come possiamo vedere qui dentro, andiamo sui Guardian bla bla bla, vediamo dove sono. Come vedete i Weapon Blueprint non ne ho più, Module Blueprint Segment ne ho 8, urca, già, pensavo di averli fatti fuori tutti, no vabbè, dai, comunque arriviamo a 10 o quello che sia, e dopo andremo a prenderci anche un po' di Guardian Weapon Blueprint Segment. E detto questo ragazzi, alla prossima puntata, dove vedremo altri contenuti riguardo i Guardian e tutte le varie macchine beacon o quello che sia. E sì, grazie per il buona fiera, andiamo a vederci un po' di fumetti, cosplayer e quello che sia, e andiamo anche a mangiare un po' di cibo giappo se lo troviamo là intorno. Quindi okonomiyaki, aspettatemi, perché arriverò a divorarvi. Ragazzi, grazie a tutti, Virus101 vi saluta con un po' di fretta questa sera, vi ringrazio sempre come sempre calorosamente e vi dà un buon transmission out.